Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Sottoposto a fermo Antonio Pontoriero, il 43enne di San Calogero, indagato per l'omicidio di Sacò, il migrante del Mali ucciso sabato notte, movente del delitto la vendetta per una serie di furti effettuati nella fornace, furti regolarmente denunciati. Inquirenti al lavoro per l'omicidio in pieno giorno a Villapiana nel Cosentino, la verità potrebbe essere nei filmati delle videocamere di sorveglianza e nell'auto bruciata utilizzata dai killer, si teme una nuova guerra di mafia. Il commissario Massimo Scura al contrattacco, la serrata dei laboratori di analisi e poliambulatori penalizzano solo i cittadini bisognosi. Sono 100 i milioni messi a disposizione dalla Regione per i borghi, 2 i bandi che saranno messi in campo a disposizione di comuni e privati. Oliverio, combattiamo lo spopolamento. Il congresso del Partito Democratico rinviato a data da destinarsi. Il segretario dimissionario Ernesto Magorno ai nostri microfoni dice: si poteva celebrare, oggi il nostro ruolo è l'opposizione. Salvati 26 posti di lavoro a Cittanova, rientrati i licenziamenti previsti dalla BCC. Nei minuti finali un gol di Cia beffa i lupi nella semifinale di andata dei playoff di Serie C. Il Cosenza costretto a fare il risultato domenica al Marulla davanti al caloroso pubblico. Venduti fino ad oggi 11.500 tagliandi, molti settori andati sold out. Buonasera dalla redazione TG10, la cronaca in primo piano in questa edizione. Sottoposto a fermo dunque Antonio Pontoriero, il 43enne di San Calogero, indagato per l'omicidio di Sacò, il migrante del Mali ucciso sabato notte. Il movente del delitto sarebbe una vendetta per una serie di furti effettuati nella fornace, furti che sono stati regolarmente denunciati. Sentiamo. In meno di 24 ore l'avviso di garanzia si è trasformato in fermo. Antonio Pontoriero, il 43enne di San Calogero, già indagato per l'omicidio di Soumaila Sacco, il 29enne del Mali ucciso sabato sera mentre con 2 connazionali stava prendendo delle lamiere da una vecchia fornace abbandonata, adesso è accusato di omicidio e porto e detenzione illegale di arma. Il fermo è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia ancora prima dell'esito dei risultati dello STUB e dei rilievi del RIS ed è stato eseguito dai carabinieri della compagnia di Tropea. Il fermo di Antonio Pontoriero è scattato nella notte alla luce di un'ulteriore assunzione di informazioni che hanno confermato, come spiegato nel corso della conferenza stampa, un quadro che era evidente sin dall'inizio. Come si ricorderà, Pontoriero era stato iscritto nel registro degli indagati già nelle ore immediatamente successive al delitto, alla luce delle dichiarazioni dei 2 maliani che erano con la vittima e alla corrispondenza delle loro descrizioni con le caratteristiche somatiche, l'abbigliamento e l'auto posseduta. La chiave sotto il profilo investigativo, la chiave di volta del risultato di oggi è stato l'intervento immediato da parte della tenenza di Rosarno la sera dell'omicidio, in Rosarno in provincia di Reggio Calabria, della stazione di San Calogero di Vibo Valentia, che hanno consentito di fissare gli elementi essenziali per sviluppare successivamente le indagini. Indagini che, come dicevamo prima, sono iniziate subito dalla sera dell'evento e si sono protratte ininterrottamente, guidate dal magistrato della Procura di Vibo fino alla mattinata di oggi. È stato quindi a nostro avviso un risultato di collaborazione anche con i carabinieri di Reggio Calabria che hanno abbiamo messo in risalto questa sinergia anche sotto il profilo informativo. Non ci sono altri indagati, le indagini sono tuttora in corso da parte della Procura di Vibo Valentia. Il movente è il continuo prelievo da parte di soggetti del materiale dall'ex fornace, presumibilmente è questo. E inquirenti al lavoro anche a Villapiana per quanto riguarda l'inchiesta sull'omicidio in pieno giorno commesso nel Cosentino. Appunto, la verità potrebbe essere celata nei filmati delle videocamere di sorveglianza e nell'auto bruciata utilizzata dai killer.
Si sentiva tranquillo probabilmente Leonardo Portoraro, il presunto boss 63enne ammazzato ieri a Villa Pianalido. Era all'ingresso del bar di famiglia in pieno giorno quando i sicari sono entrati in azione. Non ha avuto il tempo di reagire. La sua esecuzione è stata rapida e plateale. Una pioggia di proiettili sparati da un mitra e da una pistola che non gli hanno lasciato scampo. Portoraro era considerato un pezzo grosso della mala della Sibaritide, fra i protagonisti, secondo gli inquirenti, delle dinamiche criminali della zona. Un personaggio che avrebbe avuto agganci importanti anche con le maggiori cosche della provincia reggina. Adesso la sua morte potrebbe segnare la fine della pax mafiosa. Gli inquirenti sono al lavoro per mettere insieme tutte le tessere del puzzle. Intanto bisogna capire cosa può aver spinto le cosche ad emettere una sentenza di morte nei confronti del vecchio boss. Portoraro era stato condannato in passato per associazione mafiosa nel processo Galassia e quale mandante di numerosi omicidi, ma adesso era un uomo libero ed è stato ammazzato 26 anni dopo l'omicidio del fratello Giovanni, massacrato a colpi di pistola insieme a Salvatore Nigro davanti alla scuola elementare di Cassano. Le indagini dei carabinieri della DDA di Catanzaro sono serrate. Nelle ultime ore gli inquirenti avrebbero raccolto diversi elementi indiziari che potrebbero portare l'indagine verso una direzione ben precisa. Accertamenti sono in corso sull'auto utilizzata dai killer, un'Audi A3 ritrovata bruciata in una pineta di Villa Piana alcune ore dopo il delitto. Gli investigatori inoltre stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Non è escluso che i killer siano arrivati da fuori, come già accaduto in passato in altri omicidi di 'ndrangheta. Leonardo Portoraro pare fosse considerato il ministro dei lavori pubblici di quei clan che operano nel territorio, dove sorgerà il cantiere più grande d'Italia per l'ammodernamento della statale 106 Sibari-Roseto, un'opera da 1,3 miliardi di euro, una pioggia di soldi che fanno gola alle cosche. Allora, cosa può aver spinto i clan ad eliminare un personaggio di spicco della mala locale? Contrasti all'interno delle consorterie criminali egemoni nella zona? Portoraro è stato forse ammazzato per aver tentato di ottenere la supremazia su alcuni interessi specifici o cos'altro? Le indagini condotte dal pool di magistrati antimafia coordinati dal procuratore antimafia Nicola Gratteri e dal procuratore aggiunto Vincenzo Luberto vanno avanti. Certo è che l'omicidio del vecchio boss è un segnale allarmante. Il timore è che possa aprirsi una nuova guerra di 'ndrangheta nella Sibaritide. La sanità adesso, botta e risposta tra il commissario Scura e le strutture private accreditate calabresi. Scura difende i tagli, sulla serrata dice saranno penalizzati i cittadini meno abbienti. Sentiamo. Si parlano a distanza e con toni poco concilianti, laboratori d'analisi, poliambulatorio, le strutture accreditate e il commissario alla sanità in Calabria, Massimo Scura. Ieri la Federlab ha chiesto al neoministro della salute Giulia Grillo la rimozione del commissario. Il diretto interessato oggi ai nostri microfoni replica così. Sulla questione del ministro ovviamente non intervengo, ognuno ha diritto di esprimere quello che ritiene opportuno. Il commissario difende i decreti e punta l'indice sulla protesta delle strutture. Come sapete, da lunedì scorso le prestazioni sono a pagamento. Ad essere penalizzati, sostiene Scura, sono i cittadini. Io ho spostato risorse da un settore che i cittadini possono anche, e dopo dirò come, pagare, a settori che sono salvavita e che costringono altrimenti i cittadini a dover andare fuori Calabria. Non si va fuori Calabria per un'analisi di laboratorio, un'analisi del sangue. Prima questione. Seconda questione che è dirimente, vorrei che lo ascoltassero soprattutto coloro che imprudentemente hanno ascoltato le voci di queste persone. Chi sta pagando tutto questo onere sono i cittadini che hanno l'esenzione da ticket, perché i cittadini che non hanno l'esenzione da ticket continuano a fare quello che facevano prima, cioè vanno nei laboratori, pagano il ticket e non pagano la ricetta di 11 euro, perché così coloro che oggi fanno la serrata possono continuare a riscuotere dei soldi dal sistema sanitario regionale e non dai cittadini, che invece li pagano. Sono coloro che hanno esenzioni da ticket che oggi sono stati vessati da questa serrata, perché queste persone che sono o esenti da ticket per reddito, quindi sono poco abbienti, o sono persone esenti da ticket per malattia e quindi hanno dei problemi, a causa della serrata, non avendo la copertura che avevano prima, oggi sono costretti a pagare. Io voglio sapere, voi da che parte state?
dalla parte dei cittadini che non hanno esenzioni da che hanno esenzioni da ticket, o dalla parte di questi signori che pretendono soldi da questi che sono le persone più sfortunate della Calabria? Questo è il punto. Torniamo alla cronaca con i nostri 100 secondi, vediamo. 7 dipendenti del comune di Bova Marina nel Regino sono stati interdetti dai pubblici uffici per periodi variabili da 2 a 1 mese per assenteismo. L'ordinanza del GIP è stata notificata dai finanzieri della compagnia di merito Portosalvo nell'ambito delle indagini coordinate dalla Procura di Reggio Calabria che il 28 maggio scorso avevano portato all'emissione di misure analoghe per altri 5 dipendenti. Complessivamente sono 22 gli indagati. Ha fatto shopping con la complicità del convivente di un altro uomo utilizzando banconote false in diversi esercizi commerciali a Reggio Calabria. È finita agli arresti domiciliari una donna di nazionalità romena di 27 anni residente a Corigliano Calabro, già nota alle forze dell'ordine. La donna è stata arrestata e posta ai domiciliari dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria per spendita e detenzione di monete contraffatte e ricettazione in concorso. I carabinieri hanno arrestato a Rocca di Neto nel Crotonese un uomo di 42 anni con l'accusa di furto. I militari lo hanno sorpreso mentre prelevava illecitamente circa 100 metri cubi di materiale inerte dal letto del fiume Neto, sequestrati un escavatore e un autocarro che erano stati utilizzati per compiere il furto. Un'attività di autolavaggio è stata sottoposta a sequestro preventivo a Palmi in un'azione congiunta svolta da personale della Polizia di Stato in servizio nel locale commissariato della Capitaneria di Porto e dell'Ispettorato del Lavoro. L'attività di autolavaggio, in base a quanto emerso dalle indagini, è risultata priva di autorizzazione per le acque reflue industriali. Il titolare dell'esercizio è stato denunciato per aver installato un sistema di videosorveglianza senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione. Un'altra storia viene da Reggio Calabria, ve la vogliamo raccontare. Un 47enne è entrato in tribunale dove aveva una causa pendente con il papà di 86 anni in stato di incoscienza, lo ha fatto sedere su una sedia di un corridoio e poi lo ha lasciato lì andandosene. La scena è stata notata dai carabinieri che hanno richiamato l'uomo, questo 47enne che è stato poi denunciato, che però ha rifiutato di intervenire e se n'è andato a bordo dell'auto. Una brutta storia. Il congresso del Partito Democratico adesso che è stato rinviato da destinarsi, il segretario dimissionario Ernesto Magorno dice si poteva celebrare, sentiamo. Doveva essere giugno, il mese del congresso regionale per il PD. L'assemblea alla Lamezia ne aveva fissato all'unanimità anche la data, ma il 23 sarà un giorno come tanti, appuntamento annullato. Il segretario dimissionario e neosenatore Ernesto Magorno ai nostri microfoni dice si poteva fare. L'avrei già fatto, il punto vero è che c'è un momento di difficoltà, è sotto gli occhi di tutti. Noi abbiamo messo in campo tutto un lavoro che porta al congresso, abbiamo costituito la commissione per il congresso, un lavoro che è stato legittimato dalla nota che ci ha inviato Andrea Rossi. Ci sarà un'assemblea nazionale, immediatamente dopo concorderemo con il Partito Nazionale la data del congresso in Calabria. Non resta che attendere, d'altronde lo scenario politico è mutato, il partito oggi ha un ruolo diverso rispetto a qualche mese fa, non più forza di governo ma determinata opposizione. Credo che il Partito Democratico debba fare una profonda riflessione anche a livello nazionale in questi anni che ci attendono, che sono anni in cui questo partito sarà all'opposizione, non sarà partito di governo e bisognerà mettere in atto politiche e anche una nostra partecipazione alle scelte che sia una partecipazione che vada nella direzione che serve per non fermare il Paese. La nostra preoccupazione è appunto questa, che questo governo possa fermare il Paese. Novità e risorse soprattutto per i borghi, per cercare di evitare lo spopolamento, per rilanciare il turismo grazie a incentivi anche ai privati per ristrutturare le abitazioni e anche per gli impianti sportivi. Sentiamo. Finanziare gli interventi nei borghi per arrestare il fenomeno dello spopolamento e rilanciare il turismo ai centri storici è l'obiettivo della Giunta regionale che ha stanziato ingenti risorse, in tutto 155 milioni, per valorizzare i luoghi della nostra regione, incentivare la ricettività turistica diffusa attraverso il recupero di unità abitative con incentivi ai privati, dare sostegno alla ristorazione tipica e alla realizzazione di servizi qualificati a supporto delle attività turistiche. Non c'è mai stato un investimento di questa portata in Calabria e non c'è un investimento pari anche in altre realtà del Paese. Noi puntiamo alla valorizzazione dei borghi
perché appunto i borghi costituiscono un patrimonio di inestimabile valore dal punto di vista dell'insediamento umano, dal punto di vista culturale, delle tradizioni, dei vecchi mestieri. E noi puntiamo a valorizzare appunto questo patrimonio perché questa è la via per contrastare l'esodo dai piccoli comuni, ma è anche la via per costruire un attrattore formidabile per quanto riguarda il turismo. È una linea di intervento che non è volta solo al recupero, ma alla valorizzazione, che intervengono soggetti che gestiscono gli interventi comuni da una parte e i privati dall'altra. I privati intesi come soggetti capaci di recuperare unità abitative, di mettere in campo progetti di valorizzazione culturale, di realizzazione di servizi, di recupero di mestieri. Una buona notizia che arriva dal mondo del lavoro: da Cittanova sono stati salvati 26 posti di lavoro. Una nota positiva riguardo la banca di credito cooperativo di Cittanova, commissariata da Banca d'Italia lo scorso anno per gravi irregolarità procedurali. Si è infatti conclusa positivamente la vertenza dei lavoratori della BCC dopo l'apertura della procedura di consultazione sindacale avvenuta dall'azienda, nella quale erano stati inizialmente dichiarati ben 26 esuberi per una richiesta di riduzione del costo del personale di oltre 1.600.000 euro. L'accordo è stato raggiunto nel pomeriggio di ieri, fa sapere il sindacato autonomo Fabi, dopo una lunga e complessa trattativa che da un certo punto in avanti ha visto le diverse sigle sindacali procedere su tavoli separati. L'accordo ha evitato misure drastiche come il taglio delle retribuzioni ed altri interventi strutturali attraverso il ricorso al fondo di solidarietà sia per l'esodo anticipato e incentivato dei lavoratori prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici. Nell'accordo sono previste altresì una serie di garanzie e verifiche che potrebbero consentire di limitare a 24 mesi anziché 36 l'applicazione degli strumenti congiunturali di riduzione dei costi. Adesso toccherà al nuovo management della banca commissariata il fondamentale compito di riportare la prestigiosa realtà del Reggino sul binario giusto e alla vigilanza di realizzare le condizioni affinché la BCC possa tornare ad essere un centro di riferimento per lo sviluppo socio-economico del territorio del Reggino e della Piana di Gioia Tauro. Sono già 11.500 i tifosi che hanno acquistato un biglietto per partecipare alla gara fra Cosenza e Südtirol di domenica sera, la semifinale dei playoff di ritorno. Sono 11.500, potrebbero diventare 18.000 se domani ci saranno buone notizie dalle autorità competenti per quanto riguarda i settori di Tribuna Rao e Curva Nord, che si attende vengano aperti visto che tutti gli altri settori sono sold out. Questa mole enorme di tifosi rossoblu dovrà aiutare la squadra di Braglia a ribaltare il risultato maturato nella gara di andata, un risultato ingiusto, come vedremo da queste immagini. 3 giorni sono pochi per preparare una partita, ma possono essere lunghissimi se si ha voglia di scendere in campo per cancellare una beffa subita al 91esimo e ribaltare un risultato ingiusto. Al Druso di Bolzano, tra Südtirol e Cosenza, non è stato il tipo di gara che si attendeva, anzi, nessun assalto da parte dei padroni di casa, abbottonati e rinunciatari come se giocassero in trasferta o contro un avversario da tenere a bada. Nessun sussulto per Umberto Saracco, impegnato nell'ordinaria amministrazione, e il difesa rossoblu con l'immediata staffetta tra Camigliano infortunato e Pascali a proprio agio nel controllare il duo composto da Candellone e Costantino. Dall'altra parte non hanno avuto vita facile Tutino e Okereke, terminali offensivi della squadra di Braglia, che ha mantenuto un costante possesso palla avvicinandosi alla porta di Offreddi, sfiorando il gol con Pascali sul finire del primo tempo. Poco diversa la ripresa, ma più ricca di occasioni per i lupi, vicini al vantaggio in diverse circostanze, con Mungo per 2 volte. Il capitano Angelo Corsi, autore di un gran tiro dalla distanza, e Pascali ancora in tuffo, ma stavolta stoppato dal prodigioso intervento di Offredi. A tempo scaduto il gol beffardo di Cia, che mette nelle condizioni il Südtirol di giocare al Marulla forte del vantaggio di una rete. Già al Marulla, che ha già 11.500 presenze assicurate e altre 6.000 che attendono il via libera delle istituzioni preposte a riaprire i settori indisponibili. C'è una finale da conquistare, con una città e una provincia pronte a spingere la squadra rossoblù fino a Pescara.
Si chiama Amici del Basket per Riccardo, della manifestazione sportiva organizzata per ricordare la figura dell'avvocato Riccardo Adamo. I cestisti della vittoria del campionato con il Club Basket Cosenza in quel di Viterbo torneranno sul parquet del Palaferraro in via Popiglia sabato 18:30 per onorare la memoria del dirigente Bruzio, una festa di sport. Sentiamo. San Francesco di Paola, oggi è il 25 maggio, speriamo che ci dia una mano. Corvo, Tonino Pate da 3. Sì! Ha segnato Schisano! Ha segnato Schisano! E abbiamo vinto! Aneddoti ed episodi felici per ricordare l'avvocato Riccardo Adamo legati ad una delle sue grandi passioni, il club basket. Il presidente Salvatore Perugini ci racconta come tutto è iniziato. Riccardo era l'anima di questa società. Io ricordo che un giorno ero in tribunale, a tutto pensavo nella mia vita tranne che a questo, e noi siamo amici, io dico siamo, e non eravamo amici da una vita, dall'infanzia, e mi ha detto con quel suo fare sornione: «Oh Salvatore, dammi 2 milioni che mi servano». Io non ho manco chiesto perché, ho preso il blocchetto degli assegni, gli ho fatto questo assegno di 2 milioni e poi gli ho chiesto, dico, ma scusami, giusto per capire perché ti servono? No, a me non mi servono, ma tu mo sei diventato dirigente del club basket. La sua famiglia ha voluto commemorarlo nella maniera più gioiosa, portando sul parquet del Palaferraro a Cosenza i protagonisti della vittoria del campionato in via d'eccellenza. La risposta data da tutti i giocatori è stata per noi molto emozionante e importante, infatti abbiamo deciso di promuovere questa manifestazione proprio perché abbiamo avuto una risposta immediata tramite il coach Damiano Ragusa, che subito ha contattato tutti quanti, e già il giorno dopo la mia richiesta è arrivato proprio dicendomi: no, mi hanno già detto tutti quanti sì, da Mimmo Castellitto, Gigi Corvo, Massimiliano Arigliano, Fabio Lorenzi, insomma tutti quanti attivissimi, e questo per noi è una cosa molto importante che ci dà anche adesso in questo momento la forza di andare avanti e di sapere che comunque la presenza di nostro padre è viva nella città, nell'ambiente sportivo. Ma Riccardo Adamo si è speso tanto per la città di Cosenza in diversi ambiti, quello cestistico però lo ha consacrato agli occhi di tutti, era l'anima della società rossoblù e il collante fra il gruppo dirigenziale e gli atleti. Io all'epoca ero il più piccolino, insomma sono entrato nella formazione del club basket che avevo 16 anni. E diciamo che lui mi ha accolto veramente come un padre, perché mi assecondava, cercava sempre di mettermi nelle giuste condizioni, e diciamo che è stato proprio il collante tra me e questa nuova esperienza, e dopo tanti anni ancora una volta mi va di ringraziarlo. La manifestazione è stata presentata con una conferenza stampa in un altro dei luoghi simbolo del principe del Foro Cosentino, il Teatro dell'Acquario, a ricordare la sua figura. Amici e colleghi chiamati a raccolta sabato alle 18:30. A casa noi l'abbiamo vissuto con le riunioni che faceva o in giardino o nella cosiddetta aula bunker in cucina, eravamo spesso invasi da questi giocatori altissimi, mia sorella era ancora una bambina, io una ragazza, alcune volte ero anche un po' arrabbiata perché giocavo a pallavolo, alle nostre partite lui non veniva quasi mai, invece al basket dava tantissima importanza, ma bene così perché era veramente una realtà molto, molto bella. Adesso a Scalea, sul Tirreno Cosentino, dove sulla pista della superficie hanno sfilato le rosse di Maranello. Il rombo del cavallino rampante sulla pista dell'aeroporto di Scalea, oltre 60 le vetture della scuderia Ferrari provenienti da tutta Italia che hanno sfilato regalando emozioni agli appassionati della rossa di Maranello. Un inedito rombo, quello dei motori della Luxury Car, in uno scenario inconsueto, 1975 metri di pista, e per la prima volta invece dei velivoli hanno ospitato le 4 ruote, l'iniziativa inserita per l'edizione 2018 dell'evento Ferrari Calabria, giunta all'11° appuntamento. La scuderia di Catanzaro ha chiamato a raccolta le rosse di tutta Italia che hanno fatto tappa sulla costa tirrenica cosentina in un coinvolgente pit stop con sede d'elezione a Praia a Mare.
Un atterraggio speciale, i protagonisti e le rosse più amate dagli italiani che hanno sfoggiato la loro bellezza in movimento, in sosta, in armonica sicurezza per lasciarsi vivere ed immortalare dai tanti fans giunti da ogni parte della regione. Un weekend all'insegna dello sport, del turismo e dell'entusiasmo, tutto da vivere fra le bellezze paesaggistiche e le attrazioni inserite per fruire una 3 giorni di piacere e divertimento da cavallino rampante. È un momento goliardico per stare assieme e cerchiamo che sia una festa per tutti. Ci fa piacere veramente avervi qui, è un bellissimo colore, è una bellissima giornata, facciamo in modo che a fine giornata siamo tutti contenti e divertiti. Adesso il meteo per le prossime ore, vediamo. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di meteoincalabria.it. Nelle prossime ore l'ingresso di una nuova e vivace depressione sul Mediterraneo centrale causerà un nuovo peggioramento sull'Italia centro-settentrionale. Inizialmente interesserà la Sardegna per poi estendersi sul resto del centro-nord Italia, mentre la nostra regione ne resterà ai margini. Ciò nonostante, deboli fenomeni potrebbero interessare i versanti tirrenici della Calabria. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Venerdì, nubi sparse sui versanti tirrenici con possibili deboli piogge. Altrove generalmente poco nuvoloso, con possibili momentanee o parziali coperture senza fenomeni degni di nota. Temperature in calo di alcuni gradi. E adesso analizziamo lo stato di mari e venti. Venerdì, mari generalmente mossi con venti che spireranno moderati dai quadranti occidentali. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per la puntata odierna è tutto, grazie, arrivederci, al prossimo appuntamento. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e buona serata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.